Siamo ora con Gloria Frizza, un gol, il primo con il Vittorio Veneto, in un momento della partita dove dovevate segnare. Sì, diciamo che forse questo è un segnale per noi stessi e per il campionato, se in una giornata in cui, meno male la prestazione è arrivata, ma i particolari magari sono andati tutti a sfavore nostro, la traversa, il rigore sbagliato, magari qualche contrasto di troppo perso, però siamo riusciti fino alla fine a crederci e quindi bene così. Nel finale dalla tribuna sembrava una Frizza un po' stanca, però poi quell'incornata è stata fondamentale. Ma probabilmente sì, diciamo che a terzino volevo correre di più, quindi anche il campo pesante, però forse era più una cosa mentale, perché poi quando c'è da mettere il cuore oltre l'ostacolo, praticamente tutta la squadra ha dato quel qualcosa in più fino al 94esimo. Come mister diceva prima, che sentiamo dopo nell'intervista, il gol della Novese è venuto su un errore grosso della difesa, così l'ha definito. Sì, eravamo anche messe bene, poi c'è stato forse un errore di comunicazione, quindi non ci siamo capite bene, abbiamo sbagliato a scalare, abbiamo lasciato praticamente l'avversario solo, però mi piace pensare che se non avessimo preso quel gol non l'avremmo neanche rifatto, quindi può starci, l'importante è recuperare insomma l'errore. Domenica prossima arriva la Coppa Italia, c'è un turno da fare del triangolare, c'è il Ravenna. No, scusa, c'è il Cittadella. Sì, anche la Coppa chiaramente per noi è un obiettivo sicuramente di andare avanti e far bene, anche perché mettere i minuti nelle gambe e dare continuità alla squadra nel giocare le partite ufficiali può solo farci bene. Siamo con Giada Tomasi, un punto guadagnato oggi. Sì, un punto guadagnato, o secondo me è anche meglio dire 2 punti non persi per come è andata la partita. Dovevate sicuramente esprimere meglio, magari sotto porta, come diceva mister, per trovare la via del gol, e non è venuto in più di un'occasione. Sì, certamente abbiamo avuto appunto tantissime occasioni che non sono state concretizzate e già alla fine del secondo tempo potevamo trovarci sul 2-1 per noi e non abbiamo sfruttato questa occasione. Poi nel corso della partita siamo finite sotto, però dopo alla fine ce l'abbiamo fatta a portare a casa un punto. Ecco, su quel gol della Novese del 2-1 mister ci diceva proprio un errore grossolano. Sì, grossolano sia da parte mia, che non ho chiuso subito il cross, e anche della mia compagna, che purtroppo si trovava lì, però lei non è difensore, quindi alla fine diciamo che si perdona questo errore. Ecco, si muove comunque la classifica, lì davanti adesso siamo in coabitazione con altre 2 squadre. Il campionato è lunghissimo, ovviamente. Un tuo parere? Il mio parere è che in ogni caso, anche prima, quando eravamo da sole, abbiamo sempre lottato e continueremo a farlo, perché alla fine questo è, bisogna lottare per portare a casa le vittorie, o come oggi il pareggio, soprattutto appunto bisogna lottare per prendersi 3 punti e rimanere lì. Siamo con Ilaria Marenco al termine di Vittorio Veneto Novese. È il tuo primo gol in campionato, e come ce lo racconti, Ilaria? Allora, questo gol sicuramente è una grande emozione, è stato appunto il mio primo gol e lo dedico sicuramente ai miei compagni di squadra. È una squadra che secondo me può crescere ancora tanto, ce la siamo giocata fino all'ultimo, è un peccato aver preso gol all'ultimo minuto sicuramente, però da qua dobbiamo ripartire e cercare di far sempre meglio. Siamo una squadra, penso, la più giovane del campionato, e qualità ne abbiamo voglia di fare E va bene così, insomma. Così. Dicevi, sì, un bel fatto sicuramente di aver portato in vantaggio la tua squadra, però poi ci avete anche riprovato ed avete trovato anche il 2-1. Sì, è una subentrata, è molto importante anche quello, perché sono già diverse partite che delle subentrate ci aiutano molto e aiutano a aggiustare la partita e a portarci in vantaggio. Siete contente così, insomma? Siamo contente così, sì, sicuramente.
Mister vi ha incitato tantissimo dalla panchina, anche se non aveva al massimo la voce, diciamo così, perché non ce l'aveva proprio. Sì, diciamo una sua caratteristica, però no, è un mister comunque che ci aiuta molto, sia in allenamento che in partita, ci chiede di stare sempre con la testa sul pezzo e niente. Al termine di Vittorio Veneto Novese, mister Bortoluzzi, un parere su questa partita che si può dire alla fine, per come è andata, un punto guadagnato? Beh sì, perché abbiamo preso gol a pochi minuti dalla fine, però fino a lì sarebbe stato 2 punti persi, perché la partita oggi è stata una bella partita, secondo me giocata, viste anche un po' le condizioni, giocata bene da tutte e due le parti, con due squadre che volevano vincere facendo gioco. E da quel punto di vista noi forse siamo mancati un po' nell'ultimo passaggio, come la cosa che abbiamo detto anche la settimana scorsa, cioè tante volte ci siamo trovate ad arrivare fino ai 25 metri e poi sbagliando l'ultimo passaggio, perché nonostante ciò abbiamo tirato molto in porta e abbiamo creato anche delle buone occasioni, per cui perdere questa partita sarebbe stata un po' una beffa, però alla fine diciamo che averla recuperata all'ultimo secondo, insomma, possiamo andare a casa contenti. Ecco, un aspetto, mister, ci voleva sicuramente tanta grinta e questo l'ha dimostrato nel pareggio il Vittorio Veneto del primo tempo, però poi magari, come dicevi te, si è un po' perso, non è arrivato bene alla conclusione per siglare il vantaggio e ha incassato il gol su un errore, mezzo errore della difesa. No, un errore grosso della difesa, oserei dire. Sì, ripeto, abbiamo sprecato molto, perché arrivavamo bene a costruire l'azione e poi tante volte abbiamo buttato via il pallone proprio nell'ultimo passaggio, cercando dei passaggi alti e lunghi che soprattutto con col campo di oggi non pagavano. Secondo me le ragazze sono più brave se giocano palla a terra e cercano le combinazioni veloci, il tiro da fuori o l'inserimento, e oggi per una parte del secondo tempo non l'abbiamo fatto, e questo secondo me ha dato coraggio alle avversarie e ci ha tolto un po' di serenità. Però il fatto di aver raggiunto il pareggio così in estremi secondo me è un buon segnale. Siamo con mister Fossati della Novese, un commento su questo 2-2 in questa partita oggi su un campo difficile, reso anche difficile dalla pioggia. Sì, campo difficile reso dalla pioggia, ma gran partita da parte di entrambe le squadre. Il risultato penso che sia un risultato giusto, penso che il 2-2 poi vada bene un po' per tutte e due, penso io, questo è il mio pensiero. Ho visto una bella squadra che è Vittorio Veneto e una buona squadra che è la mia, che è la Novese, che ha combattuto colpo su colpo, e quindi direi che noi lo accettiamo volentieri anche in chiave salvezza, perché noi dobbiamo pensare a guardare dietro e non davanti. Mister, nel primo tempo veramente una bella Novese da vedere, nel secondo tempo doveva sicuramente dopo il pareggio ripartire in contropiede, e quello che ha fatto e quello che ha trovato anche il gol del 2-1 poi. Sì, noi siamo una squadra giovane, deve crescere ancora, è giusto la disamina che hai fatto, perché la Novese ha giocato un buon primo tempo, dobbiamo portare comunque noi anche la seconda parte di gioco come il primo, perché facciamo un po' troppa fatica. Poi dopo il pareggio del Vittorio Veneto abbiamo sofferto un pochettino sicuramente, perché insomma d'altronde quando si segna una squadra diciamo che prende coraggio e l'altra gli viene un po' di paura, e noi essendo giovani questo qui è un pochettino un difetto da correggere, però tutto sommato si è poi ripartiti come potevamo. Il secondo gol è venuto con Vitiello su una ripartenza e pensavamo di portarla a casa sinceramente, se non al 93esimo forse, questo gran colpo di testa che non ricordo la giocatrice, Frizza, veramente saltare così al 94esimo, quello che era, è veramente una cosa incredibile. Comunque un'ottima Novese, dicevamo, e in bocca al lupo per il proseguo della stagione, mister.
Sì, vi ringrazio, viva il lupo come si dice, e speriamo di trovarci al ritorno, essere ancora, diciamo così, in classifica, sarebbe bello per almeno per noi, ecco.